Nessun segnale di apertura da parte dell'entourage di Gonzalo Higuaín nei confronti della Roma. Petracchi ha un'intesa di massima con la Juventus, che non considera il Pipita una pedina su cui puntare nella prossima stagione, ma l'attaccante argentino non sembra intenzionato ad accettare la maglia giallorossa. Il DS della Roma attenderà fino alla settimana di Ferragosto. Intanto cercherà di convincere Edin Dzeko a rimanere nella capitale. Dall'Inghilterra sono sicuri, Mario Mandžukić è vicinissimo al Manchester United. Secondo il Daily Mail, il prestigioso club inglese avrebbe trovato l'accordo con l'attaccante della Juventus, pronto a siglare un contratto triennale da 6,5 milioni a stagione. A quanto riferisce il media britannico, il croato piacerebbe molto al club, che vede in lui l'erede ideale di Lukaku, in procinto di landare i bianconeri in un'operazione che dovrebbe portare anche Dybala ai Red Devils. Il Daily Mail dà per siglato il trasferimento di Mandžukić in Premier League, a prescindere dalla scelta che farà Dybala, ancora incerto se accettare la corte del club inglese. Altra brutta notizia in casa Inter. Dopo gli infortuni muscolari di Politano e Lazaro, adesso anche Godin è costretto a fermarsi. Durante un allenamento l'uruguaiano si è dovuto fermare per un fastidio alla gamba. Gli esami, svolti all'Istituto Humanitas di Rozzano, hanno evidenziato una distrazione muscolare del retto anteriore della coscia sinistra. La salute del giocatore verrà controllata ogni settimana, ma sembra probabile che non potrà giocare la prima giornata di campionato contro il Lecce, oltre alle prossime 2 amichevoli. Gennaro Gattuso sarebbe entrato nell'orbita del Nantes. Secondo le testate francesi Presse Océane e 20 Minutes, infatti, l'ex allenatore del Milan è in cima alla lista dei desideri del club transalpino, che ha chiuso al 12° posto l'ultima Ligue 1. Dopo l'improvvisa rottura con il mister bosniaco Vahid Halilhodžić, il club potrebbe quindi fare un'offerta al tecnico italiano. Gattuso nel frattempo ha preso 48 ore di tempo per decidere. Secondo il media 20 Minutes, però, difficilmente Ringhio risponderà positivamente alla proposta del Nantes.